Benvenuti, oggi è martedì 14 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 17:03. La luna si leva alle 17:36 e cala alle 7:53. Oggi si celebra San Felice da Nola. Il nome Felice ha origine latina e significa favorito dagli dei, felice. Oggi 14 gennaio è la giornata internazionale della logica. Questa ricorrenza è stata proclamata dall'UNESCO in associazione con il Consiglio internazionale di filosofia e scienze umane nel novembre 2019. Ogni anno vengono svolte attività divulgative dislocate in varie università sul territorio italiano per mettere in evidenza l'importanza della logica e del suo rapporto con la conoscenza scientifica, di cui è ed è stata elemento chiave. L'informatica e la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ad esempio, sono radicate nel ragionamento logico e algoritmico. Auguri all'attrice Faye Dunaway, che compie 84 anni. Vincitrice di un Oscar per il film Quinto Potere, ha recitato in capolavori come Chinatown, L'inferno di cristallo e Bonnie e Clyde. Ha avuto una relazione con l'attore italiano Marcello Mastroianni, con cui ha girato il film Amanti nel 1968. Nel 2023 ha fatto parte del cast del film italiano L'uomo che disegnò Dio, insieme a Kevin Spacey. Festeggia oggi 58 anni l'attrice britannica Emily Watson. Candidata 2 volte all'Oscar per i film Le onde del destino e Hilary e Jackie, ha interpretato ruoli drammatici e intensi in pellicole come Storia di una ladra di libri. Nel 2019 ha ricevuto la nomination agli Emmy Awards e ai Golden Globe per la sua performance nella miniserie Chernobyl. Auguri al pilota automobilistico Giancarlo Fisichella, che compie 52 anni. Ha corso in Formula 1 dal 1996 al 2009, vincendo 3 gare. Dal 2009 è terzo pilota e test driver della Ferrari. Nel 2023 ha accettato di correre nella tappa di Adelaide, la massima categoria australiana per vetture turismo. Il 14 gennaio del 1976, nell'Italia degli anni di piombo, debutta in edicola La Repubblica. L'idea di dar vita a un quotidiano si deve al giornalista Eugenio Scalfari. Lo spirito moderno del formato del linguaggio lo porta a essere ancora oggi una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano. Un altro versante che farà scuola è la vignetta curata da Giorgio Forattini, specializzato nella satira politica. Ma sapete a che velocità vanno gli ascensori? Gli ascensori possono arrivare ad una velocità di salita di 20 metri al secondo, quindi circa 70 km all'ora. In discesa invece è più o meno la metà. Ma non fatevi spaventare da queste velocità. Gli ascensori, con le loro robuste funi e i loro contrappesi, sono il modo di spostamento più sicuro, ben 50 volte più delle scale. Buongiorno ai 12, un cielo veramente molto complesso oggi, proprio perché il Sole si oppone a Marte e alla Luna, ma anche Venere e Saturno quadrano a Giove, chiedendo conto e ragione di solidità affettive. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. Decisamente potete notare una certa dispersività nel vostro cielo affettivo. Questo vi aiuterà comunque a capire con la forza di Marte sollecitato dalla Luna che è il caso di darsi una mossa e di prendere delle decisioni importanti con il partner. Toro,
È un cielo molto complesso, ma voi, una volta tanto, godete della gentilezza di Urano che fa punto di talete, quindi armonizza sia Marte e la Luna che il Sole. Quindi una buona distribuzione di energie che vi dà modo oggi di aprire una finestra attiva sulle cose che volete fare e realizzare. Dateci dentro, Toro, il momento giusto. Gemelli, la giornata di oggi prevede il Giove che ospitate attaccato da Venere e da Saturno, proprio perché non vuole più disperdere un po' tutto quello che già è la sua esigua forza, essendo in moto retrogrado, ma che vuole distribuire affettivamente e temporalmente molto meglio. Il calcolo dei tempi e la qualità delle relazioni saranno la tematica principale. Cancro, oggi Luna congiunta a Marte opposta al Sole, nel vostro cielo oggi si scatenano delle energie abbastanza forti, dovete prendere delle decisioni importanti in accordo con il partner, decisioni che hanno a che fare con il lavoro, l'amore e con la casa e gli impegni che avete preso, quindi decidete bene, non si può avere tutto. Leone, giornata oggi molto interessante, proprio perché i pianeti sembrano attaccare delle parti emotive ed inconsce del vostro essere, qualche dubbio affettivo su come possono andare le cose, un Urano che ancora vi dice di aspettare, ma voi sicuramente state già presagendo che nei prossimi giorni potrete fare molto di più. Oggi osservate. Vergine, giornata molto piacevole e interessante, proprio perché Luna e Marte e Sole discutono in opposizione, ma voi siete alla distanza giusta e anche Urano vi darà una mano, proprio perché potrete decidere di compiere una serie di passaggi lavorativi ottimi. Venere e Saturno invece vi ricordano che ancora l'amore è un po' distante, quindi lavorate un po' sul lato affettivo della vostra vita che non va mai trascurato. Bilancia, a proposito di Venere, decisamente interessantissima la configurazione oggi del vostro pianeta. Venere infatti chiede conto e ragione a due giganti planetari, Giove e Saturno. Avete bisogno di ottimizzare, di sintetizzare e soprattutto di addivenire un quid che sia veramente fattivo, rapporti sui quali si può costruire, rapporti che possono accompagnarvi per lungo tempo nella vostra vita. Scegliete la qualità. Scorpione, giornata oggi che prevede nel Bailam planetario un vostro piccolo vantaggio, soprattutto perché Urano vi fa notare un particolare sul quale potrete molto lavorare e sul quale agganciare una nuova idea importante, mentre invece Venere in Trigono sta già cementando una conoscenza che potrebbe diventare molto di più. Sagittario, i transiti planetari oggi sono decisamente molto tesi, soprattutto perché Venere attacca il vostro Giove in Gemelli in opposizione. Oggi probabilmente potreste anche sentirvi un po' più orgogliosi e potreste anche ribadire al partner qual è comunque l'entità dei sentimenti che provate, proprio perché non volete che i vostri sentimenti vengano feriti o trascurati. Capricorno, giornata oggi che vede il vostro Sole battersi con Luna e Marte, capricciosissimi in questa configurazione. Probabilmente oggi avrete uno scarso livello di tolleranza e non amerete essere molto attaccati dal partner e chiuderete un po' nel vostro silenzio. Acquario, giornata oggi che prevede in queste fughe planetarie un'attivazione del vostro pianeta Urano che sembra dialogare molto bene con gli astri veloci, ed è proprio questo colpo di genio, soprattutto perché Plutone ancora lavora alla vostra creatività, che potrebbe farvi partorire un'idea, un progetto nuovo. Intanto l'atmosfera sembra passionale nel vostro cielo. Pesci, giornata oggi che prevede la bella Venere nei vostri gradi, volere e pretendere assolutamente un di più dell'amore, un di più della vita, anche in termini economici, avere maggiori agi e soprattutto una più grande libertà d'azione. La otterrete. Il 14 gennaio del 1954 l'attrice Marilyn Monroe sposa il campione di baseball Joe DiMaggio, ma il matrimonio dura solo fino a ottobre. I due rimangono in buoni rapporti, tanto che quando Marilyn muore sarà lui a organizzare i suoi funerali e a pagare tutte le spese. Prima che la bara venga chiusa, la bacia e per 3 volte le dice «ti amo». Per 20 anni fa recapitare sulla sua tomba un mazzo di rose rosse 3 volte alla settimana.
fare qualcosa di soppiatto. Questo modo di dire significa fare qualcosa di nascosto, senza farsi vedere. La parola soppiatto vuol dire appiattito, come se uno si schiacciasse per non farsi notare. Questa parola viene dal latino e si usa solo con alcune frasi, come uscire di soppiatto o entrare di soppiatto. Chi fa una cosa di soppiatto quindi si comporta come se si appiattisse per non fare rumore e non dare nell'occhio. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il medico Albert Schweitzer, il più grande uomo del mondo, secondo la rivista Time. Famoso esperto di musica, decide di lasciare tutto per dedicarsi alla cura degli ultimi. Si laurea in medicina a 38 anni, parte per l'Africa e conquista la fiducia dei nativi che lo chiamano lo stregone bianco. Nel 1952 ottiene il premio Nobel per la pace e costruisce un ospedale in Africa. Ci salutiamo con la frase del giorno. Marilyn Monroe diceva: dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metro. Ed anche il nostro appuntamento di oggi è volto al termine. Come sempre noi vi aspettiamo domani per iniziare insieme un nuovo giorno. Quindi a domani vi aspetto e buona giornata dalla vostra Martina.